Giavarini, questa sera qui in un locale di San Leone un incontro amichevole con degli amici della Vera Acragas, si è parlato anche della squadra ovviamente. Abbiamo saputo della delega ad Alessi, ne vogliamo parlare? Sì, beh, intanto questa sera ci tenevo a fare una cena un po' con tutti la Vera Acragas e alcuni tifosi che mi sono stati vicini in questi 2 anni di campionato. E quindi ne ho approfittato e li ho portati a conoscenza della delega che ho lasciato, perché io domani parto e da 10 giorni che sono a disposizione della città appunto per cedere le mie quote a questi signori che avevano manifestato intenzione di entrare in possesso, ma domani io devo partire, per cui per motivi cedo una delega a vendere a Silvia Alessi e c'è stata l'occasione per festeggiare anche con i tifosi che veramente mi sono stati vicini. Ecco, hai detto durante la cena io seguo l'Acragas da lontano, non è un addio Marcello, cioè l'Acragas e gli agrigentini, i tifosi dell'Acragas, quelli veri, ti stimano e ci tengono a te. Sì, di questo ringrazio quasi tutta la città che mi stima, però seguirò da lontano perché io vivo a Sofia, sono a Sofia e la seguo veramente da lontano fisicamente. Quindi domani uscirà un mio comunicato stampa dove chiarirò tutta la mia posizione all'interno dell'Acragas, chiarirò la verità sull'Enel che si è detto in questi momenti, in questi giorni che si parla tanto, chiarirò 2 anni di attività sociale all'interno dell'Acragas. Vogliamo parlare per un secondo di queste famose cordate, ci sono o non ci sono? Le cordate ho fatto parecchi comunicati, quelli di Roma, la cordata romana, sono venuti 2 signori, abbiamo dialogato e poi hanno detto che non avevano interessi all'Acragas. Questi di oggi sono 2 signori che sono arrivati, ma io non li conosco, non ne ho la minima intenzione, non so chi siano, hanno parlato con l'avvocato Caponnetto che è il motore di ricerca dei futuri investitori e quindi aspettiamo notizie. Io in ogni caso non voglio entrare in merito alla trattativa, per cui per questo ho delegato Silvio Alessi alle mie quote, per cui loro decidono la persona o la società meglio possibile per portare avanti Quindi l'Acragas. come la vedi questa trattativa fantomatica che c'è? Si può arrivare a una conclusione? In cuore mio la vedo un po' difficoltosa perché questi signori dovevano arrivare lunedì, martedì, mercoledì, oggi mi sembra che siamo a giovedì, non sono arrivati, però in ogni caso non è il caso di demordere. Ci sarà sempre un proseguo, un futuro, l'avvocato Capannetto sa benissimo quello che fa, è una persona preparatissima, sono sicuro che valuterà benissimo le persone e quindi quando accetteranno e ci sarà da firmare dal notaio io scenderò, firmerò e quindi l'Acragas avrà un buon proseguo. Presidente, si è sentito un po' deluso dalla città, dalla gente, dai tifosi e anche dalle istituzioni agrigentine? No, la città no, però io credo che sia il giusto momento di cambiamento. La città ho visto che i tifosi sono dalla mia parte, hanno apprezzato i 2 anni di Lega Pro che abbiamo fatto, sicuramente un po' di qualche sbaglio sarà stato fatto, ma sarà stato fatto sempre nel bene dell'Acragas. È indiscutibile che il fatto che noi abbiamo finanziato l'Acragas e quindi no, non tanto, l'Acragas come squadra mi rimane nel cuore, però è giusto che io prendo le distanze dall'Acragas società, non sono più all'interno dell'Acragas società, in futuro quello che faranno gli altri che la porteranno avanti non mi riguarda, l'Acragas calcio come squadra sarà nel mio cuore, ma prendo le Aspettare fine anno, ecco, questo no. che lei ha iniziato il percorso, perché lasciare a metà del guado e non aspettare la conclusione del campionato? Arturo, siamo non a metà, siamo all'inizio. Io non volevo neanche iscrivere la squadra perché dopo tutte le vicissitudini che ci sono state l'anno scorso. A novembre, come sai benissimo, io ho preso una posizione netta, sono uscito, per cui da novembre sono fuori, io non ho fatto un passo dentro e un passo fuori. Da novembre sono fuori, semplicemente a marzo
l'Agragas ha avuto dei problemi economici, mi hanno chiesto di aiutarle, di finanziarle, hanno fatto prese sul mio cuore, ho mandato dei soldi, ma questo non significa che io sono rientrato, quindi moralmente io non mi sento più di portare l'Agragas per il prossimo campionato. A giugno, quando c'è stato il festeggiamento per l'iscrizione della squadra, io non c'ero, non mi avete visto. Festeggiavano il presidente Alessio, l'avvocato Caponnetto, tutti grandi, giustamente festeggiavano, ma io non c'ero. Io ho prestato dei soldi all'Agragas affinché si iscrivesse per il terzo campionato, ma io non ho iscritto la squadra, quindi moralmente il mio compito è finito a giugno. Quando a marzo ho accettato di farvi finire il campionato, l'abbiamo finito alla grande, conservando la categoria, ma io a giugno ho finito moralmente il mio mandato nei confronti della città. Da ora in avanti è giusto che Silvio Alessi, l'avvocato Caponnetto o i futuri che entreranno soci portino avanti l'Agragas.